Buona domenica, 13ª domenica del tempo ordinario, amiche e amici. Anno A, Vangelo di Matteo, capitolo 10, siamo sempre lì, fermi lì, siamo ancora lì. E Gesù sta ancora parlando ai suoi apostoli e noi ci accontentiamo di due sottolineature. Dalle parole di Gesù che anche in questa domenica sono dure, radicali, forti, incisive, ma forse qualcuno le può trovare anche pesanti, noi raccogliamo messaggi preziosi per le nostre esistenze. Primo messaggio, Gesù invita a considerare il valore dell'accoglienza e dell'ospitalità. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi accoglie un profeta, chi accoglie un giusto, chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo. Il verbo accogliere viene ripetuto continuamente in pochissime righe. E questo invito a considerare il valore dell'accoglienza e dell'ospitalità sta sullo sfondo di qualcosa di più ampio. Gesù sta dicendo: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Quindi la grande pratica dell'accoglienza e dell'ospitalità nella Bibbia fa parte di questa strategia di Dio, che si rivela poi non solo nell'Antico Testamento, ma anche a maggior ragione con Gesù nel Nuovo Testamento. La strategia di Dio è creare un mondo ospitale, è invitare gli uomini alla pratica dell'ospitalità. Gesù si fa lui ospitare, entra nelle case degli altri, lui stesso accoglie a casa sua i primi discepoli. E la parola casa ritorna frequentemente, no? La parola ospite è molto, direttamente o indirettamente, molto presente nella Bibbia. Ecco. Perché la pratica dell'ospitalità, la pratica dell'accoglienza è la strategia di Dio contro l'avidità, contro la solitudine, contro la chiusura, contro l'egoismo in tutte le sue forme, che poi degenera nella violenza, come abbiamo detto miliardi di volte ormai. Questo è il peccato originale di Adamo ed Eva e di Caino contro Abele, l'avidità e la violenza. Dio deve trovare una strategia contro il male che rovina le nostre vite, la nostra storia, la storia del mondo, la storia del pianeta. E quindi l'ospitalità si inserisce proprio in questo messaggio duro ma salvifico, l'invito a non tenere per sé la propria vita ma a perderla. È un'immagine forte per indicare una vita che viene donata, e d'altronde chi ospita, chi accoglie dona spazio, dona tempo, dona soldi, risorse, beni, dona cibo, dona. Ecco. Accogliere, ospitare significa praticare la dinamica del dono, che è antitetica all'egoismo e al male che tu puoi fare a una persona. Ecco, l'ospitalità è fare del bene. In questo senso, ecco, si capisce ancora una volta questo richiamo anticipato alla croce. Chi non prende la propria croce non mi segue, non è degno di me. La croce è proprio il vertice di questa rivelazione di quanto sia importante contrastare la violenza senza usare la violenza, contrastare l'egoismo senza usare l'egoismo. Sulla croce Gesù smaschera il male, ma al tempo stesso lui, agnello innocente e incapace di ferire gli altri, pone uno stop drastico nei confronti di ogni pratica del male, dell'egoismo, dell'aggressività che nuoce al fratello, all'essere umano. C'è anche un altro messaggio più specifico, perché qui si parla soprattutto di una accoglienza che ha una caratteristica particolare, non è l'accoglienza in generica, è l'accoglienza del profeta. Chi accoglie un profeta
avrà la ricompensa del profeta, chi accoglie un giusto avrà la ricompensa del giusto, chi dà da bere un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, che i piccoli sono i discepoli di Gesù, infatti uno di questi piccoli, poiché è un discepolo mio, un mio discepolo, dice Gesù, ecco, avrà la ricompensa, non perderà la sua ricompensa, no? Accogliere un profeta significa avere la ricompensa del profeta, accogliere un giusto significa avere la ricompensa del giusto, accogliere un discepolo significa avere la ricompensa del discepolo. Cosa significano queste espressioni un po' confuse, forse no? Più che confuse, difficili da decodificare. Io interpreterei così e mi sento abbastanza sicuro di interpretare così. Accogliere un profeta significa avere la ricompensa del profeta, perché se un profeta entra a casa tua, tu ti fai del bene. E magari diventi anche tu un po' profetico grazie a lui, no? Perché lui ti dona la parola di Dio, ti dona la presenza di Dio, ti dona lo spirito di Dio. Se accogli un giusto, la giustizia entra nella tua casa, come succede a Zaccheo quando accoglie Gesù, e Zaccheo diventa giusto, cioè funziona per contagio anche l'ospitalità quando accogli le persone che fanno la differenza. Accogliere un maestro, un sapiente nella propria casa significa arricchire la propria casa, la propria famiglia, i propri figli, no? Concedersi dei momenti di grande luce, di grande verità, di grande profondità, di pienezza di vita. Sarà capitato, no, di ospitare una persona che senti che ha una ricchezza profonda dentro di sé. E la prima lettura ci parla di questa donna di Sunem che accoglie il profeta Eliseo. Sono tante le scene nella Bibbia che sono di ospitalità nei confronti dei profeti, e poi il profeta che entra nelle case degli uomini porta la vita, come Gesù che entra nelle case degli uomini e porta la vita. Accogliere il discepolo di Cristo, dargli un bicchiere d'acqua, significa che tu fai un'opera di ospitalità, ma al tempo stesso il Vangelo e quindi la pienezza della vita di Dio, la buona notizia, entra dentro di te e tu sei più felice, più contento, stai meglio, la tua vita migliora. Buona vita.